luzzati, gli armeni. La ringrazio in modo particolare perché sappiamo di averlo chiesto in qualche modo di condensare in un'unica relazione quella che in realtà sarebbero state due relazioni, Luzzatti e gli armeni e Luzzatti e gli ebrei. Grazie. Sono io che ringrazio l'Istituto, il suo presidente, il professor Danieli e in particolare Pierluigi Ballini per avermi offerto l'occasione di essere qui con voi e di trattare gli argomenti, alcuni dei quali mi erano, diciamo, un po' noti per i miei studi, ma altri, come quello dell'interessamento di Luzzatti nei confronti degli armeni, una questione, diciamo, del tutto nuova, che, vi confesso, ha suscitato in me il desiderio di conoscere l'Armenia. Dunque, Luigi Luzzatti, gli ebrei e gli armeni. Luigi Luzzatti, come sappiamo, si interessa della questione ebraica, degli ebrei dell'Europa orientale, già a cavallo tra 8 e 900, in un momento in cui nelle regioni dell'Europa orientale, dell'impero zarista in particolare, si susseguono tutta una serie di pogrom anti-ebraici. E questa attenzione per Luzzatti ritorna nuovamente, il termine ritorna è un termine che Luzzatti utilizza frequentemente. Lui si definisce, come sappiamo, l'ebreo che ritorna e non lo scrive soltanto nella corrispondenza con Monsignor Bonomelli, il vescovo Geremia Bonomelli, il vescovo di Pavia, ma è una autodefinizione che ricorre nelle carte di Luzzatti e anche in una serie di articoli che rilascia alla stampa americana, il cui studio probabilmente potrebbe essere reso possibile proprio grazie all'utilizzo degli stampati di cui si parlava ieri, che contribuirebbero ad arricchire ulteriormente, io credo, l'azione di Luzzatti relativamente sia alla questione ebraica che alla questione armena. E dicevo, Luzzatti ritorna nuovamente sul problema della persecuzione degli ebrei nell'Europa orientale all'indomani della fine delle due guerre balcaniche, spinto anche dall'azione intrapresa dall'Alleanza Israelitica Universale e da una serie di viaggi che vengono compiuti nelle maggiori capitali europee da Adolf Stern, allora presidente delle comunità ebraiche romene, per orare l'appoggio alla causa ebraica di le maggiori personalità politiche e del mondo intellettuale dell'epoca. E Luzzatti appunto si impegna in questa nuova campagna a favore dei suoi correligionari con una serie di articoli che vengono pubblicati sul Corriere della Sera, della cui segnalazione ringrazio l'amico Pierluigi, che si aprono con l'appello alla diplomazia europea per salvare la libertà religiosa. Questo articolo viene pubblicato il 3 marzo del 1913 e suscita subito una larga adesione nelle comunità ebraiche italiane e tra le organizzazioni ebraiche all'estero, nella considerazione che il problema non va valutato soltanto nell'ottica di una questione confessionale, ma nella più ampia considerazione che sia una questione di giustizia la cui soluzione era necessaria per definire lo statuto della popolazione ebraica in Romania, perché il problema è soprattutto relativo al problema degli ebrei, anzi rumeni, in quanto il governo di Bucarest ancora nel 1913 non ha ottemperato all'articolo 44 del Trattato di Berlino del 1878 che sanciva la libertà religiosa. E proprio
A questo riguardo, quindi al tema della questione degli ebrei rumeni, è probabilmente da collegarsi l'incontro che viene favorito da Luzzatti di Angelo Sereni, allora presidente del Comitato delle Università Israelitiche Italiane, e del suo segretario Anselmo Colombo, con Di San Giuliano il 16 marzo 1913, per sensibilizzare il governo italiano sulla grave situazione dei loro correligionari in Romania, come riportava il Corriere Israelitico di Trieste, che è il primo periodico sionista in lingua italiana. Nell'incontro il ministro degli esteri rassicurava i dirigenti delle comunità israelitiche italiane, affermando che i rappresentanti italiani a Londra avrebbero avuto istruzioni di procedere d'accordo con quelli delle altre potenze per ottenere che gli ebrei presenti nei territori della Turchia europea non peggiorassero la loro condizione per le cessioni territoriali ai vari territori e ai vari stati balcanici, mentre più delicata era invece la questione degli ebrei romeni, considerata una questione di carattere interno. La rivista triestina richiamava poi i successivi colloqui di Sereni e Colombo con Luzzatti, che, come scriveva il redattore della nota, che si firma con un acronimo UGE, cioè un giovane ebreo che a sua volta è lo pseudonimo di Alfonso Aiò, Luzzatti dimostrava, cito, di prendere a cuore la questione e, se Dio vuole, non soltanto per spirito evangelico e per amore costituzionale alla libertà religiosa in astratto. Il cuore di Luigi Luzzatti ricomincia a battere, se non per l'ebraismo, almeno per i nostri fratelli ebrei oppressi. Ciò è bene, qualunque ne sia la causa, e noi che non abbiamo esitato a criticare gli atteggiamenti più o meno romantici o evangelici o buddisti del nostro fratello grande, siamo ora ben lieti di vederlo occuparsi un po' di cose nostre. Questa nota diciamo, non fa velo a quella che è la critica che molto spesso viene avanzata dal milieu ebraico italiano nei confronti di Luzzatti. Nel denunciare con i suoi articoli pubblicati sul Corriere della Sera la terribile condizione degli ebrei romeni, definendoli stranieri senza protezione straniera, Luzzatti invocava la concessione della piena cittadinanza rumena almeno a quelle migliaia di ebrei arruolati nell'esercito e pronti a morire per la loro patria, che avevano preso parte alle guerre balcaniche, sebbene a suo avviso si trattasse di una soluzione parziale che tuttavia poteva aprire la strada a una futura emancipazione, e cercava al contempo di ottenere l'attenzione della diplomazia europea riunita a Londra per risollevarne le sorti e per far germogliare con la pace balcanica, come scriveva, la libertà religiosa e l'uguaglianza politica e civile. Se gli articoli luzzattiani suscitavano da un lato un largo plauso negli ambienti ebraici, dall'altro però non mancavano di suscitare dure risposte da parte del ministro dell'Interno e del presidente del Consiglio Romeni, rispettivamente Ionescu e Bratiani. A questo punto interviene per moderare un po' l'azione di Luzzatti, a cui spetta il compito di aver presentato sulla scena internazionale, grazie appunto agli articoli che pubblica sul Corriere della Sera, la questione degli ebrei rumeni. C'è l'intervento appunto dell'ambasciatore italiano Fasciotti a Bucarest, il quale scrive a Luzzatti che la difesa degli ebrei romeni sta prendendo per l'Italia una deriva pericolosa nei rapporti con la Romania. Luzzatti, malgrado appunto questa sorta di freno che gli viene avanzata da Fasciotti, può essere però considerato come uno degli uomini politici del suo tempo che più si spesero a favore degli ebrei oppressi dell'Europa orientale,
divenendo appunto tra il 1913 e il 1915 non soltanto difensore degli ebrei rumeni, ma anche degli ebrei polacchi e russi, quando, come scriveva nelle sue memorie, riuscite vane le speranze di vedere finalmente emancipate le minoranze israelite dell'Europa orientale, la loro situazione si faceva più aspra e insopportabile al cospetto di tante libertà concesse, di tanti diritti conquistati. L'anima mia insorse e protestò, ammonì e denunciò. E qui c'è veramente proprio tutto Luzzatti, il quale interveniva anche sempre nel corso del 1913, mentre a Kiev si celebrava l'ultimo processo per omicidio rituale nei confronti di un ebreo ucraino, Mendel Beilis, con una lunga petizione inviata ai giudici del tribunale di Kiev, appunto, firmata dai professori di diritto della Sorbona, in cui veniva confutata storicamente l'esistenza della fattispecie dell'omicidio rituale. Sul tema delle persecuzioni nei territori dell'Europa orientali anti-ebraiche sarebbe tornato poi anche più tardi, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, con un articolo sempre sul Corriere della Sera in cui denunciava e descriveva le atrocità commesse a Zamość nei confronti degli ebrei polacchi e galiziani accusati di collusione con il nemico. E questa, diciamo, è un'accusa anche questa, come quella dell'omicidio rituale, che nasce in età medievale. L'accusa di collusione con il nemico nasce con la Rivoluzione francese. A fornire a Luzzatti notizie sulla situazione dei suoi correligionari nella Polonia russa vi era tra gli altri un personaggio molto importante della destra sionista, Zew Jabotinsky, che negli anni precedenti alla guerra aveva stretto un significativo legame con l'Italia, studiando alla Sapienza e probabilmente entrando già allora in contatto con il costituzionalista veneziano. Era però lo scoppio della guerra a potenziare la questione ebraica nell'Europa orientale, determinando negli ambienti ebraici dell'Europa occidentale e in quelli americani la consapevolezza della necessità di una sua soluzione internazionale. La guerra peraltro appariva a modificare il complesso rapporto che Luzzatti aveva con il sionismo, che sebbene influenzato dal suo profondo patriottismo, tuttavia non può portarci a considerarlo toto corde come un anti-sionista. Nel gennaio del 1915, quindi qualche mese prima dell'entrata in guerra dell'Italia, Sonnino rassicurava Luzzatti sull'azione intrapresa dall'ambasciatore a Costantinopoli Garrone in raccordo con il rappresentante degli Stati Uniti Morgenthau, che peraltro avrà anche una parte importante nella questione armena, a tutela, l'azione appunto di Sonnino, delle colonie ebraiche in Palestina e in Siria, costituite in larga parte da ebrei provenienti dalla Russia zarista. In tale azione, coadiuvato anche dall'ambasciatore della neutrale Spagna, il criterio adottato era, proseguiva Sonnino, quello della cittadinanza, perché nella questione religiosa non si può determinare in maniera più o meno energica la loro opera di protezione, considerando appunto l'aspetto religioso, mentre particolare assistenza veniva dedicata agli ebrei meno abbienti e a coloro che intendevano abbandonare l'impero ottomano. L'attenzione per i correligionari in Palestina tornava in Luzzatti qualche mese dopo l'entrata in guerra dell'Italia, quando nell'estate del 1915 scriveva probabilmente a un eminente personaggio dell'establishment politico statunitense vicino a Wilson per la costituzione di un comitato internazionale, alla cui creazione era stato spinto dalla Unione degli Israeliti di Romania, che ritenevano che grazie alla creazione di questo comitato, che avrebbe potuto premere
sull'opinione pubblica internazionale, qualcosa appunto si sarebbe mosso a favore della loro condizione. Per la costituzione di questo comitato internazionale Luzzatti riceveva anche l'appoggio di Clemenceau, di Jean Jaurès, e riteneva che dovessero farvi parte da parte italiana, a parte Balfour naturalmente, che poi larga parte, sapete, avrà poco più tardi per la creazione di un homeland ebraica, avrebbero dovuto fare parte di questo comitato, che di fatto però poi non si realizzerà, anche gli italiani Pasquale Villari, Visconte Venosta e Ferdinando Martini. Dell'attenzione di Luzzatti nei confronti del sionismo abbiamo anche altre testimonianze. Quando nel 1917, nella primavera del 1917, Luzzatti rilasciava un'intervista al corrispondente a Roma del Jewish Telegraph Agency, e nella quale Luzzatti affermava che gli ebrei avrebbero dovuto richiedere ovunque, cito, la piena libertà religiosa secondo gli splendidi esempi degli Stati Uniti e dell'Italia. Nella Palestina liberata dai turchi gli ebrei possono vivere non come sovrani, ma quali liberi cittadini per fecondare la terra dei loro padri. Il giudaismo, quando è affrancato dalle storiche oppressioni, non è più una nazionalità, ma una religione come tutte le altre. Ecco, proprio quest'ultima frase metterà in netto contrasto Luzzatti con i sionisti italiani. La battaglia per il riconoscimento dei diritti degli ebrei non emancipati per Luzzatti, ormai lontano e poco incline a riconoscere la specificità del sionismo, non doveva quindi essere adombrata da connotazioni nazionali, dal momento che l'ebraismo per lui continuava a essere, come lo era stato nei suoi anni giovanili, esclusivamente una religione. E quindi del sionismo, nel solco dell'ebraismo, coglieva soprattutto i valori etici e ideali. Però nel maggio del 1917 giungeva a Roma Nahum Sokolov per ottenere appoggi dal governo italiano alla causa ebraica. E Sokolov, durante il suo soggiorno nella capitale, oltre a essere ricevuto da Paolo Boselli e da Benedetto XV, prendeva contatti anche con Luzzatti. E del colloquio avuto da Benedetto XV con Nahum Sokolov, la cui conversazione dattiloscritta è conservata presso le carte Luzzatti qui in istituto, devo ringraziare per la segnalazione di questo documento Pierluigi Ballini e Luca Riccardi. In questa conversazione si nota appunto l'esponente sionista descrive l'azione che si sta intraprendendo in Palestina, e Benedetto XV appare molto interessato, salvo poi nella fine del documento, quindi nella parte finale della conversazione, mostrarsi preoccupato per lo status dei luoghi santi secondo una posizione che sarà caratteristica della Chiesa. Luzzatti scrive poi a Sokolov il 19 maggio una lettera in cui affermava che si opponeva a una Palestina ebraica, monarchica o repubblicana, ma che gli ebrei avrebbero dovuto godere della libertà religiosa amministrativa e colonizzare i territori palestinesi sotto la protezione di un governo liberale inglese, francese o italiano, e che dalla colonizzazione dovessero essere esclusi i luoghi santi. Nonostante il contrasto a cui giungerà il rapporto di Luzzatti con i sionisti italiani, in particolare con Dante Lattes, non è
l'ostilità o l'indifferenza alla cifra dell'atteggiamento nei confronti del sionismo, che peraltro quanto piuttosto l'oscillazione che Luzzatti mostra nei confronti del movimento politico di rinascita del popolo ebraico. E peraltro proprio nel 1918, poco più di un mese dopo la conclusione della guerra, l'8 dicembre, partecipa a un convegno pro Israele, durante il quale Dante Lattes pronunciava un discorso di forte impatto emotivo, ma carico anche di valenza politica, in quanto apparentava nel solco del risorgimento nazionale il risorgimento ebraico all'irredentismo italiano. Cioè, così come l'Italia tramite il risorgimento e poi l'irredentismo è giunta alla realizzazione dell'integrità nazionale, così anche l'irredentismo ebraico porterà alla formazione di una nazione ebraica. Ed è molto bello, mi dispiace non avere tempo, non voglio tediarvi di leggere il discorso di Dante Lattes, ma è veramente molto toccante. Dopo Dante Lattes, al convegno della Pro Israele, prendeva la parola un personaggio che è stato ieri ricordato dal professor Maggiotta Broglio, che è Francesco Ruffini, che apriva il suo discorso, il suo noto discorso sul sionismo, principio di nazionalità e società delle nazioni, proprio con un saluto a Luzzatti, assiso in platea, il più illustre degli israeliti d'Italia, fra gli italiani, il precursore più insigne nel cammino così poco frequente di quegli studi e l'assertore più fervente dei diritti di qualunque sia la nazione oppressa nel mondo. Nella primavera del 1919, salto alcuni passaggi per ovvi motivi di tempo che però rimetto agli atti, nella primavera del 1919 la Federazione Sionistica Italiana, che aveva avuto una vita abbastanza travagliata perché si era sciolta subito dopo la guerra di Libia e presieduta appunto nel dopoguerra da Eucardio Momigliano, inviava a Orlando, a Parigi, un telegramma con cui si invocava l'intervento del governo italiano presso quello polacco per la cessazione dei massacri perpetrati nei confronti degli ebrei, mentre Dante Lattes, che era il segretario della federazione, faceva pervenire a Luzzatti un documento intitolato I postulati del popolo ebraico, che veniva trasmesso anche ai rappresentanti dei paesi presenti alla conferenza della pace sulla richiesta dello stabilimento in Palestina di una sede nazionale del popolo ebraico e la creazione delle condizioni essenziali perché esso possa svilupparsi liberamente. Il documento si concludeva con la richiesta di partecipazione del popolo di Israele su un piano di completa parità alla società libera delle nazioni. Se è vero che Luzzatti era refrattario al sionismo come larga parte degli ebrei italiani, tuttavia però appunto non può essere considerato un disattento osservatore per la posizione assunta nel milieu ebraico nazionale e internazionale, che lo poneva al centro di una fitta rete di relazioni della quale si giovava per essere costantemente informato e avere il termometro della condizione ebraica nei luoghi in cui questa era più esposta, e giovandosi anche dell'aiuto del suo fedele nipote Aldo Pontremoli. Nel dopoguerra, cito velocemente, Luzzatti dissemina il suo rapporto con il sionismo attraverso 3 messaggi. Uno del 1921 indirizzato agli israeliti di Palestina, in cui si rivolgeva agli ebrei che dopo tanti secoli erano tornati sulla sacra terra dei padri, predicando loro concetti che, seppur originariamente ebraici nella loro essenza, venivano presentati con una evidente impostazione evangelica e che erano lontani però da quella che era la dura realtà della Palestina mandataria. E ancora, e questo messaggio suscitava una dura reazione da parte del Consiglio Nazionale degli Ebrei di Palestina, il Vad Leumi,
che rispondeva a Luzzatti con una lettera del 16 febbraio del 1921 inviata al poeta Jakob Keplitz, residente a Roma, scritta in ebraico. Il fatto che questa lettera, questa risposta sia stata scritta in ebraico ha un chiaro, diciamo, significato di carattere politico, non che i redattori di questa lettera non conoscessero una lingua franca con la quale poter interloquire con Luzzatti come l'inglese, ma trincerandosi nella lingua dei padri e richiedendone la traduzione, intendevano sottolineare la propria identità religiosa e insieme nazionale. Dopo aver inviato al grande fratello, così veniva definito Luzzatti, il tradizionale shalom, e averlo ringraziato del suo messaggio, i firmatari della risposta dichiaravano il loro stupore di fronte ad alcune idee e supposizioni che in esso erano contenuti. È ovvio infatti che l'ebreo non penserà mai a disprezzare il patrimonio sacro ad altre nazioni o limitare, quando ne abbia la forza, i diritti alle altre religioni, oppure serbare sentimenti di vendetta. Luzzatti, che viveva a Roma, molto lontana da Gerusalemme, e si dimostra poco informato, ma il vecchio popolo ebreo, scrivevano i membri del Consiglio nazionale, non può tollerare l'idea di essere proprio lui ad aver bisogno di questo elementare ammonimento morale. Questo perché Luzzatti, in tutti, diciamo, i messaggi che manda alla società ebraica in Palestina, sono tutti improntati a una visione, diciamo, come potremmo definire, ecumenica, a un rapporto di fratellanza con il mondo musulmano. Gli altri due messaggi saranno inviati nel 1925 a breve distanza, uno nell'aprile e l'altro nel maggio, uno inviato e anche noto all'Università di Gerusalemme, che faceva allora i primi passi. Diciamo, parallelamente all'interesse che Luzzatti ha nei confronti degli ebrei dell'Europa orientale, come abbiamo visto negli anni del conflitto, si dispiega anche un forte interesse nell'altra grande questione umanitaria che caratterizza gli anni del conflitto e quelli immediatamente successivi. Cioè la vicenda del popolo armeno a partire dal grande male, cioè dal genocidio. Delle tragiche vicende degli armeni Luzzatti si interessa, così come si interessano anche altri uomini politici, come ad esempio Filippo Meda, come è stato peraltro ricordato in una recentissima mostra dedicata all'Armenia che si è svolta negli spazi espositivi del Vittoriano. Un interesse che si sviluppa nel corso della guerra e nei mesi immediatamente precedenti alla conclusione del conflitto, quando nell'aprile del 1918 a Roma viene organizzata una conferenza sull'Armenia, durante la quale viene lanciato appunto un appello a favore del popolo armeno dall'archeologo Pietro Lovanelli, che negli anni immediatamente precedenti alla guerra aveva condotto scavi in Anatolia, entrando in contatto appunto con la locale comunità armena. Luzzatti riteneva che bisognasse realizzare l'alleanza, così scriveva, degli uomini buoni in tutto il mondo per ottenere due grandi riparazioni: da un lato l'indipendenza della Polonia, dall'altro l'indipendenza dell'Armenia. Se la prima di queste due grandi riparazioni, quella della Polonia, sembrava proiettata nel dopoguerra, come sappiamo, verso la sua conclusione, la seconda diveniva, per l'oppressione del popolo armeno, che pure con uomini in armi aveva tracciato durante il periodo bellico la causa dell'intesa, una piaga aperta per il mondo occidentale.
Proprio negli anni del conflitto si crea nel 1915 il Comitato Pro-Armenia d'Italia, che è molto vicino a Luzzatti tramite la figura del suo segretario Der Stefanian. Luzzatti però ha avuto già dei contatti precedentemente alla guerra con la questione armena, quando nel 1903 veniva invitato da Ernesto Teodoro Moneta, allora presidente del Comitato Pro-Armenia in Macedonia, a partecipare a una manifestazione organizzata a Milano in contemporanea con altre realizzate a Parigi e a Londra contro l'oppressione ottomana e la sua politica di sterminio. Ma è certamente il discorso che Luzzatti fa alla Camera dei Deputati il 26 novembre del 1918 e che è stato pubblicato in uno dei 2 volumi, esattamente nel secondo, che sono stati richiamati ieri da Pierluigi Baldini, dei discorsi parlamentari di Luzzatti, a catalizzare l'attenzione nazionale e non solo sul problema armeno. Il discorso viene sottoscritto da 195 deputati appartenenti a diversi schieramenti politici e richiamando il comandamento morale lasciato in eredità da Gladstone di difendere l'indipendenza dell'Armenia, Luzzatti in questo discorso stilava una sorta di gradazione dei popoli martiri. Dopo gli ebrei e gli armeni terrebbero il primo posto. Essi si possono chiamare i protomartiri della violenza umana. Luzzatti, dopo aver richiamato appunto i massacri determinati dal rifiuto degli armeni di combattere contro le potenze dell'intesa durante il conflitto, sottolineava proprio come dopo l'armistizio fossero stati dimenticati dagli alleati ed esposti così a nuovi massacri da parte dei turchi. Egli auspicava che a Versailles si sarebbero cancellate le ultime tracce del 1815 e dell'alleanza dei principi contro i popoli, liberando gli armeni dalla triplice piramide russa, turca e persiana. Il discorso suscitava l'apprezzamento del ministro degli esteri francese Pichon, che abbiamo ricordato anche ieri, e dell'ambasciatore americano Theodore Nelson Page a Roma, nonché il largo plauso della comunità armena della diaspora presente in Italia, in altri paesi europei come la Svizzera e la Francia e in Egitto. L'intervento di Luzzatti peraltro era stato alla Camera, era stato preceduto anche da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera un mese prima che aveva determinato però una reazione nettamente contraria nell'ambito, diciamo, del sionismo italiano e in particolare da parte di Alfonso Pacifici, che è un sionista fiorentino nato, diciamo, alla scuola del rabbino Margules. A Firenze è uno dei centri sionisti italiani, il quale il 14 novembre 1918 scrive a Luzzatti, dopo aver letto appunto l'articolo sul Corriere della Sera, una lettera molto dura, accusandolo di considerare soltanto le sofferenze dell'Armenia ma non quelle del popolo di Israele. Tra l'altro Alfonso Pacifici era stato uno dei rabbini militari che al fronte più di ogni altro aveva cercato di affermare la presenza dei soldati ebrei come una presenza nazionale, richiedendo che fossero considerati subspecie della nazionalità. E questo contrasto con Luzzatti durerà a lungo, affiancato poi anche da Dante Lattes. Pacifici poi finirà, diciamo, la sua vicenda di sionista con la via aperta in Eretz Israel. L'articolo del Corriere della Sera però, se appunto suscitava le rimostranze sioniste, otteneva invece l'appoggio di Luigi Bodio, che lo stesso giorno scriveva all'Amico Veneziano: l'appello che fai a favore della libertà degli armeni merita veramente di essere ascoltato.
La tua eloquenza è pari all'altezza del martirio secolare di quel popolo. Non dubito che nel rifare la carta geopolitica del mondo il problema non sarà dimenticato. La risposta di Luigi Abbodio dava poi avvio a una breve corrispondenza tra il senatore toscano e il deputato veneto sulla questione armena e sottolineava come il rifiuto degli armeni all'invito russo turco a imbracciare le armi contro le potenze dell'intesa nel conflitto fosse stato più grande di quello dei martiri cristiani che ricusavano di ardere l'incenso sull'ara dell'imperatore. Quelle erano grandezze morali di sublimi individui ispirati dal cielo. Queste degli armeni sono di tutto un popolo e sono 700.000 le vittime di quel rifiuto storico. È necessario aiutarli e tu che tante relazioni, tuona, folgora, scrive ai tuoi amici di Francia. Si tratta di salvare un popolo che dopo gli ebrei fu ed è il più esperto dei martiri. Questo tema del martirio che appunto allontana Luzzatti dai sionisti, però viene colto da un ufficiale dell'esercito italiano che non è stato ancora smobilitato, che scrive di stanza in Istria nel novembre del 1918 e che scrive a Luzzatti affermando di condividere la sua allusione e il richiamo alle persecuzioni degli ebrei nelle persecuzioni appunto degli armeni. Per questa campagna giornalistica a favore della causa armena, che lo pone in contatto poi con le organizzazioni ebraiche americane, Luzzatti diventa il grande protettore degli armeni, l'idolo di tutti gli armeni, lo strenuo e illustre apostolo, e entra in contatto anche con un personaggio che è Giacomo Gorrini, con il quale ha un'intensa corrispondenza nel corso del 1918-1919, che è l'agente politico che viene mandato dal governo italiano a Erivan, la capitale della Repubblica Armena, costituitasi sulle ceneri della effimera Repubblica Federativa della Transcaucasica. Gorrini era stato già console italiano a Trebisonda durante la guerra e aveva assistito alle deportazioni e ai massacri contro gli armeni perpetrati da giovani turchi. E, cosa ancora più significativa, era stato tra i primi a dare al mondo occidentale la notizia delle stragi dell'estate del 1915 in una intervista rilasciata al Messaggero il 25 agosto di quell'anno, in cui l'orrore e la compassione umana per gli eccidi si erano accompagnati a una presa di posizione che rifletteva la campagna di propaganda antiturca lanciata dal governo di Roma, che il 21 agosto aveva dichiarato guerra all'impero ottomano. Alla fine del conflitto Gorrini diventa il trade union tra Luzzatti e il governo italiano e la delegazione nazionale armena. Vado avanti per dire che l'azione di Luzzatti, diciamo, si traduce in un'azione pratica negli anni successivi, quando la sua attività entra in una nuova fase che potremmo dire operativa, con la creazione, sotto gli auspici di Mussolini, del Comitato Italiano per il Trasporto e la Sistemazione dei Profughi Armeni, di cui Luzzatti assumeva la copresidenza insieme con Paolo Boselli. Fine del comitato era la creazione a Bari di un villaggio destinato a ospitare i profughi armeni che erano giunti nel capoluogo pugliese, e tra le carte Luzzatti si conservano anche le fotografie delle case, che poi sono delle case particolari come vedremo, che costituivano appunto il villaggio armeno. A Bari erano giunti nel corso del 1919 diversi profughi, diverse
decine di profughi armeni, a cui si erano aggiunti nel 1924 quelli provenienti dai campi profughi di Atene e di Salonicco e che erano sfuggiti alle stragi di Smirne. Alcuni di questi profughi, soprattutto molti bambini che erano rimasti orfani e che entrano, diciamo, a far parte di quel terribile fenomeno dei displaced person che caratterizza il primo dopoguerra e poi su scala molto più grande, maggiore e più tragica il secondo dopoguerra, ma già nel primo dopoguerra ci sono segnali molto significativi, vengono sparsi un po' in tutta Italia. 400 bambine vengono prima ospitate nelle ville pontificie a Castel Gandolfo, secondo una prassi che poi ritroveremo anche durante la seconda guerra mondiale, quando molti sfollati verranno appunto ospitati nelle ville pontificie, salvo poi purtroppo anche essere bombardati. E queste bambine poi da Castel Gandolfo saranno trasferite a Torino in un istituto di suore, e purtroppo queste suore periodicamente manderanno a Luzzatti lettere segnalando la scomparsa di molte bambine per le conseguenze appunto delle vicende vissute. Scusate, mi commuovo un pochino perché ho letto delle storie un pochino tristi al riguardo. Altri bambini poi vengono inviati qui a Venezia e ospitati nel collegio dei mechitaristi, con il quale Luzzatti peraltro aveva avuto una lunga frequentazione, i quali creeranno poi anche una casa a Milano per favorire l'introduzione nel mondo del lavoro di questi ragazzi armeni. A organizzare l'accoglienza per i profughi che giungono a Bari si adoperava il poeta armeno Hrant Nazariant e il giornalista e scrittore Yenov Armen, che peraltro erano da molti anni presenti a Bari. Successivamente allo sbarco dei profughi, grazie all'opera appunto di sensibilizzazione compiuta da Nazariant, si creava la disponibilità da parte del governo italiano e di alcuni privati, tra cui l'ingegnere Lorenzo Valerio, a costituire la Società Italo-Armena dei Tappeti Orientali, nella quale veniva impiegata manodopera armena per la fabbrica di tappeti. E proprio all'interno del cortile di questa fabbrica venivano costruite una serie di baracche per ospitare i profughi in condizioni però ovviamente precarie. Nel marzo del 1925, per iniziativa della principessa Santa Borghese Ercolani, di Umberto Zanotti Bianco e di Luigi Luzzatti, veniva organizzata nell'ambito dell'Esposizione di Belle Arti di Roma una mostra di tappeti, tessuti e prodotti dall'azienda Tappeti Orientali Nor Arax Maestranza Armena, che aveva un grande successo e che contribuiva a finanziare anche a sostentare i profughi armeni. Grazie all'appoggio di Luigi Luzzatti, cui si è rivolto Nazariant per risolvere la questione della fatiscenza delle baracche di legno in cui erano stati ospitati i profughi armeni, venivano inviati dal governo italiano 6 padiglioni Docker ceduti all'Italia dalla Germania alla fine del conflitto in conto delle riparazioni per i danni di guerra, nei quali appunto gli ospiti armeni potevano allestire le loro abitazioni, mentre l'amministrazione del villaggio veniva assunta dall'Animi. I padiglioni, concessi in comodato d'uso ma di proprietà del Ministero delle Finanze e trasportati gratuitamente a Bari dal Ministero delle Comunicazioni su interessamento di Ciano, furono collocati su un terreno prima preso in affitto e poi acquistato con i proventi di una raccolta fondi promossa da Luzzatti.
il quale, ormai anziano e di salute incerta, si occupava dalla sua casa di Roma e con l'appoggio di Elena Carli di tutte le questioni relative all'allestimento del villaggio, e veniva costantemente messo a parte sui lavori relativi appunto al villaggio da Zanotti Bianco. Dopo una serie di difficoltà, il villaggio, denominato Nor Arax, dal fiume Araxes che scorre tra Armenia, Turchia e Iran, veniva inaugurato nella primavera del 1926. Era giunta così a compimento, potremmo dire, una delle ultime missioni umanitarie realizzata da Luzzatti, che, sebbene avesse ridotto l'ebraismo a comune denominatore delle altre religioni, era rimasto però fedele sempre alla massima ebraica: ogni tua azione sia compiuta in nome del cielo. Grazie. Grazie davvero di cuore Ester Capuzzo per questa originale e documentatissima relazione. Ci ha fatto conoscere una delle attività di Luzzatti meno indagate, meno approfondite, uno scavo archivistico davvero eccezionale che hai fatto nei mesi scorsi, ha portato a un risultato di eccezionale interesse. Grazie ancora. Adesso interrompiamo i lavori, visitiamo per chi vuole la sala Luzzatti a mezzanino con il dottor Carlo Urbani che ci farà da guida, che ha allestito anche la mostra, per questo pure lo ringrazio oggi, e poi andremo i relatori a pranzo come è stato indicato e riprenderemo i lavori alle 14:30.